I nuoresi pagano più tasse comunali dei cittadini di Oristano e Sassari, ma anche di Tempio, Quarto e Porto Torres, dove la pressione fiscale è meno elevata che nel capoluogo barbaricino. E quanto rileva Pierluigi Saiu, capogruppo del PDL in Consiglio Comunale, che in una nota presenta i dati di uno studio comparato dell'indice di prelievo tributario pro capite. Un numero, spiega il consigliere di opposizione, che misura la pressione delle tasse comunali sui cittadini e che si ottiene dividendo le entrate derivanti dai tributi per la popolazione. I dati del Comune di Nuoro, visto che non ha ancora approvato il bilancio 2013, sono relativi a quelli dell'anno scorso. Secondo Saiu, da questo confronto risulta che i nuoresi sono tra i contribuenti più tartassati in Sardegna. Se infatti la pressione tributaria pro capite a Nuoro è di 509 euro, scrive Saiu, a Sassari si è fermata a 489, mentre a Oristano a 488. In media ogni cittadino nuorese ha pagato 30 euro in più di tributi comunali rispetto a Oristano e Sassari, scrive Saiu, mentre a Quartu la pressione tributaria si è fermata nel 2012 a 456 euro. Sulla base della comparazione fatta dal capogruppo del PDL, che ha utilizzato i dati dei bilanci pubblicati online, Cagliari e Olbia stanno peggio di Nuoro. Nel capoluogo sardo la pressione ha toccato quota 792 euro, mentre a Olbia è di 657 euro. A giustificare la pressione fiscale, secondo l'esponente del PDL, non ci sono i tagli nei trasferimenti erariali pro capite, che nel capoluogo barbaricino sono più alti di quelli che spettano a Oristano o Sassari. Per 3 anni gli amministratori ci hanno detto che se a Nuoro le tasse erano più alte, la colpa era del governo, scrive Saiu, che gli aumenti erano inevitabili. Per Saiu la risposta sta nel fatto che il comune di Nuoro è amministrato male, Tremonti e Monti sono solo un alibi.